All'inizio dell'estate del 1943 la situazione precipita. Bottai accusa il duce, che resta zitto senza replicare, di aver dato la sensazione precisa che una difesa tecnicamente efficace della penisola non sia possibile. Gli americani sbarcano in Sicilia, Roma è bombardata, il Papa prega tra le macerie della Basilica di San Lorenzo. L'arresto di Mussolini fa pensare che la guerra sia finita. Tra il 25 luglio e l'8 settembre in Italia regna la confusione, dopodiché è guerra civile. I monasteri benedettini di Cave e di Montevergine sono zeppi degli splendori delle gallerie e delle chiese napoletane. Poco meno di 60.000 pezzi li ha nascosti Bruno Molaioli, il soprintendente, ma di fronte alle nuove minacce bisogna trasferire almeno le opere più significative. Così di notte, sfidando la guerra, 100 casse con 413 dipinti dei musei di Napoli partono per l'abbazia di Montecassino. Ai soprintendenti e agli ispettori del ministero non resta che unirsi per salvare quello che possono. Oltre a Pasquale Rotondi, Aldo De Rinaldis e Fernanda Wittgens ci sono Rodolfo Pallucchini e Palma Bucarelli. Delle spedizioni fanno parte poi Argani, Italo Vannutelli, l'economo di Palazzo Venezia, e Lavagnino, il più anziano di tutti, il regista delle operazioni. Dopo l'8 settembre i soprintendenti si rendono conto che il tesoro da loro nascosto è alla mercé degli scontri, forse anche delle razzie di tedeschi e alleati. Così corrono ai ripari come possono, rimettono in fretta le opere nelle casse a volte di fortuna, cambiano i nomi degli autori sui cartellini per confondere eventuali predatori, sostituiscono l'ordine dei vecchi inventari con quelli nuovi, sperano così che quel materiale prezioso passi per roba senza valore, con il rischio però che qualcosa vada perduto o finisca nel posto sbagliato. Partono vicende concitate finché arriva la protezione della Santa Sede, quindi nel dicembre del 1943 si decide che le opere disseminate nell'Italia centrale possono essere più sicure a Roma. A Carpegna c'è una sorpresa: Rotondi, saputo che molte cose hanno già preso la via del nord verso la Germania, ha deciso per conto suo di far murare le opere più preziose nei sotterranei di Sasso Corvaro e del Palazzo Ducale di Urbino e ha spostato e invertito i cartellini sulle casse per confondere eventuali ladri. È combattuto, nella rocca i capolavori sono al sicuro delle bombe, ma non dai tedeschi che ormai conoscono il nascondiglio. Portare le opere in Vaticano sarebbe la cosa migliore, ma anche la più rischiosa. Poi, piccone e mazze alla mano, Rotondi decide di abbattere i muri ancora freschi insieme agli altri. E ne esce il resoconto di Lavagnino annotato sul suo diario il 22 dicembre. È un'annotazione che dà emozione ancora oggi. Abbiamo portato a Roma 13 casse di quadri della Galleria Borghese, 10 della Galleria Corsini, i Caravaggio di Santa Maria del Popolo e di San Luigi dei Francesi in 2 casse, 4 casse di quadri dell'ambasciata italiana di Londra, già collezione Gualino, 88 casse con quadri delle chiese e gallerie di Venezia, 3 casse con quadri della Galleria di Brera. Nel complesso 120 casse contenenti 300 capolavori che, depositati in Vaticano, saranno posti fuori dalla guerra. Ma molti altri capolavori sono ovviamente in pericolo. Si organizza un secondo viaggio nelle Marche il 13 gennaio 1944. Il 4, in piazza Venezia, la divisione Göring consegna solennemente a Roma le casse con le opere già ricoverate nel convento di Montecassino, ora sgomberato dai monaci, e quelle con i libri della biblioteca di Napoli, in arrivo da Teano. Arrivano a Roma anche il tesoro della Basilica di San Marco, che il vescovo di Urbino aveva ricevuto in custodia del patriarca a Diodato Piazza, 15 casse dalle chiese e 12 con quadri e oggetti d'arte delle gallerie veneziane, 5 casse da Brera, 25 con le opere principali dei musei e delle chiese delle Marche. In poco tempo a Roma si raccolgono le opere che hanno fatto la storia dell'arte italiana. L'arte, di fatto, comincia in quel momento a ricomporre l'ordine del mondo. Questi sono stralci da Regina di Quadri, di Rachele Ferrario, Vita e passioni di Palma Bucarelli, Le scie Mondadori.